Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca. Grazie a Giulio Cesare Carnelli in regia, un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7:31 e venerdì 24 novembre. Radiolibertà.net, partite da lì, trovate tutto ciò che vi serve per ascoltarci, riascoltare, eccetera, le modalità con cui si ascolta alla radio. Intanto vediamo subito l'agenzia ANSA in apertura. Il cessate il fuoco che entra in vigore tra Israele e Hamas. Oggi il rilascio dei primi ostaggi, titola appunto l'ANSA. Poi si torna in Italia con Giorgia Meloni che convoca i sindacati, poi rinvia a martedì l'incontro. E sempre dal primo piano dell'ANSA di stamani l'omicidio di Giulia Cecchettin. Nessuno arrivò dopo l'allarme, sopralluogo di Filippo Turetta e io, dice la sorella di Giulia, Elena, potrei essere al corteo del 25 novembre a Roma, mentre dall'Euro a Bin Salman è stato scontro in Senato ieri tra Meloni e Renzi. Bin Salman è il tuo amico, fai qualcosa per farci venire giù il prezzo della benzina, ha detto Giorgia Meloni senatore semplice di Rignano sull'Arno, Renzi. I cantanti improvvisano volare di Modugno davanti al presidente Mattarella, la cerimonia con l'associazione dei fonografici italiani, scrive ancora l'agenzia ANSA. Poi il sindaco di New York accusato di molestie sessuali. E per quel che concerne la pagina di politica interna, oltre al scambio di battute tra Renzi e Giorgia Meloni, il Parlamento approva la legge contro la violenza sulle donne, voto unanime al Senato. L'intesa Meloni-Schlein, corsi antiviolenza a scuola, ma già tutti commentano che non serve né la legge né i corsi a scuola. Lo dicono gli stessi che hanno votato la legge all'unanimità ieri. A inizio seduta l'aula del Senato era semivuota. Ci sono poi ancora in primo piano sul dorso di politica dell'ANSA le parole di Mattarella, il capo dello Stato italiano, ha detto che è un periodo dissennato di guerre e bisogna superare i confini. Detto ciò, c'è un'altra notizia che si fa un po' fatica a trovare sull'agenzia ANSA. Terrore a Dublino, accoltellati 3 bambini e una maestra definita eroina dai media irlandesi. Sangue e sgomento in Irlanda, un aggressore solitario ha accoltellato nel cuore di Dublino, di fronte a una scuola elementare, 3 bambini e una donna, prima di finire a sua volta ferito o autoferito, secondo quel che ha raccontato la polizia, e bloccato da diversi passanti. La Garda, la polizia irlandese, ha inizialmente accantonato la pista terroristica, salvo poi precisare di non voler escludere a priori alcun movente e non confermando come certa né la versione del raptus dello squilibrato né quella dell'attacco motivato da delirio personale, scrive l'ANSA. In serata sono poi scoppiati scontri molto violenti tra la polizia e centinaia di teppisti di estrema destra, li ha definiti così il capo della polizia, con cartelli Irish Lives Matter, cioè le vite degli irlandesi contano, e bandiere irlandesi. Diverse auto anche di polizia sono andate a fuoco, un negozio Foot Locker in O'Connell Street è stato saccheggiato. Le tensioni sono esplose dopo che per ore sui social sono circolate indiscrezioni secondo cui l'accoltellatore sarebbe un algerino, finito già in passato nei radar degli investigatori irlandesi. Tutto si è consumato nel primo pomeriggio dopo la fine delle lezioni, all'ora d'uscita dall'istituto scolastico, la Gael Scoil Holaiste Muire, nella centralissima Parnell Square. Stando al racconto di chi ha assistito al raid, l'uomo armato di coltello, un cinquantenne, si è scagliato dapprima contro la donna, un'insegnante eroina, è stata definita di poco più di 30 anni, poi contro 3 bambini attorno ai 6 anni di età. È stato circondato e atterrato prima dell'arrivo degli agenti di polizia che lo hanno poi preso in custodia. Scene di terrore e di orrore in pieno giorno, scrive l'agenzia ANSA. Una delle piccole vittime, una bimba, e la maestra intervenuta per cercare di fare da scudo hanno riportato ferite definite gravi dai medici.
2 scolari sono stati ricoverati in condizioni meno preoccupanti, mentre l'individuo, identificato come assalitore, sulle cui origini e generalità etnico-religiose la polizia irlandese mantiene lo stretto riservo, è piantonato in ospedale. Secondo l'Irish Times Online si sarebbe autoinferto alcune ferite. La polizia ha comunque dichiarato un'allerta da incidente grave a Dublino e ha chiuso al traffico le strade circostanti per ore nell'ambito delle indagini. Il sospetto sarà interrogato appena si potrà. La polizia si limita a evocare lo scenario di un fatto di sangue isolato, non risultano altre persone ricercate, ma in Irlanda, conclude l'agenzia ANSA, lo shock è fortissimo. Le TV locali e quelle britanniche hanno raccolto per strada le voci di angoscia e collera diffuse, accresciute dalla circostanza che a essere presa di mira è stata una scuola d'infanzia, obiettivo del tutto insolito di violenze di questo tipo nelle cronache della Repubblica irlandese. Il primo ministro irlandese, Leo Varadkar, si è detto turbato, ha rivolto i suoi pensieri alle vittime e alle loro famiglie. La ministra di giustizia, Ellen McEntee, ha condannato lo spaventoso attacco contro 3 bambini innocenti e una donna, così l'agenzia ANSA. Il giornale con Diana Alfieri riporta la notizia con questo titolo oggi a pagina 17: Algerino ferisce 3 bimbi, la rabbia degli irlandesi, i piccoli di 6 anni accoltellati davanti a scuola, difesi dalla maestra. Protesta l'estrema destra, la capitale irlandese va a ferro e fuoco. Nella centrale Parnell Street l'assalto, un insegnante trentenne ha fatto da scudo lo slogan anti-immigrati Irish Lives Matter, date alle fiamme un'auto della polizia e altre, scontri numerosi. Scrive il giornale. A proposito di accoltellatori, vi ricordate quanto successo a Milano? Un 23enne marocchino, Abrahman Razi, fu protagonista di una serie di rapine e di aggressioni col coltello attorno alla zona della stazione centrale in viale Brianza. 24enne, imbottito di alcol e di Rivotril a inizio marzo, semina una serata di inizio marzo il panico e il sangue nelle vie intorno alla centrale. Il macellaio, Parà anche era stato in passato ferito in centrale, oggi al Corriere della Sera, in cronaca milanese, dice: pago per aver difeso una ragazza. È in aula il processo contro l'aggressore. Sono stato lasciato solo, dice Francesco Micciantuono, 58enne, che rimase ferito nel tentativo di fermare il 23enne marocchino accoltellatore a Milano, per il quale è iniziato il processo. Lo Stato dovrebbe intervenire. Volevo vederlo in faccia, quello lì. Mercoledì in tribunale sono andato solo per questo. Quello lì è il 24enne marocchino accoltellatore, appunto. 5 rapine, 6 feriti. All'epoca, quella sera famosa. Per lui l'altro giorno è iniziato il processo. Francesco Micciantuono, 58 anni, macellaio barese dall'86 a Milano, era seduto al bar a pochi metri da dove il marocchino assalì una 23enne. Ho sentito le grida di aiuto, racconta l'uomo, ho una figlia della stessa età di quella ragazza e sono intervenuto. 9 mesi dopo Micciantuono porta i segni dell'intervento. Ancora oggi dice convivo con il dolore. Fu portato in codice rosso all'ospedale San Carlo. Adesso sto abbastanza bene, racconta Micciantuono al Corriere della Sera. Ho preso una coltellata al braccio destro, ho riportato anche la frattura dello scafoide. Ho fatto mesi di visite mediche, riabilitazione e dolori. Le ferite col mestiere che faccio, al lavoro, quando sforzo il braccio mi devo fermare. Come è andata la cosa? Mi ero fermato al bar tornando dal lavoro, stavo mangiando delle patatine, ho sentito le grida, sono corso ad aiutare la ragazza. È stato tutto velocissimo, ricordo la furia negli occhi dell'aggressore, il marocchino, il casino, le urla, la gente che guardava senza fare nulla e il dentista che ha lo studio vicino che recupera un laccio emostatico per fermare l'emorragia. Ricordo la fitta al braccio, quella la ricordo bene, mai pentito, sono pronto a rifarlo, sono un padre di famiglia, un ex parà. È nella mia indole, ma non sono un eroe, come ha detto qualcuno, né un matto, come dice chi mi vede passare quello che sto passando. Però la cosa che mi fa rabbia è un'altra. Quello che mi sta passando non è giusto. Sono stato lasciato solo. Visite mediche, ticket, me la sto vedendo da solo e questi sono stati mesi di sacrificio anche per la mia famiglia. Non pretendo nulla, ma alle persone per bene che non si girano dall'altra parte e vivono vicende di questo tipo, lo Stato dovrebbe almeno riconoscere le spese che poi si trovano a sostenere. L'avvocato Musicco, che lo assiste a titolo gratuito, è pessimista.
Micciantuono, dice Musico, si è costituito parte civile, ma è impossibile che ottenga un risarcimento dal marocchino che è nulla tenente. Il legale propone un nuovo fondo di garanzia per vittime di reati intenzionali violenti, diverso però per modalità, accesso e tetti di indennizzo da quello attuale, che solo talvolta e dopo anni offre risarcimenti che sono comunque non decorosi. Sarebbe un fondo simile a quello per le vittime della strada, osserva l'avvocato Musicco, un fondo per risarcire i danni per incidenti causati da veicoli non assicurati o pirati della strada esiste già. Si potrebbe fare qualcosa di simile, così Micciantuono potrebbe avere il pagamento almeno delle cure e un giusto risarcimento per aver salvato una ragazza. Così sul Corriere della Sera. Apriamo il capitolo Wilders adesso brevemente, prima di andare alle prime pagine dei giornali. Su Lagospia viene ripreso un articolo di politico.eu. Geert Wilders è il peggior incubo dell'Unione Europea. Sono terrorizzati in Unione Europea dalla promessa di Wilders di indire un referendum sull'uscita dell'Olanda dall'Unione Europea. I cittadini l'hanno votato però più che altro per la campagna antimigranti. I liberali di Dylan Jezielgoz, delfina di Mark Rutte, il premier precedente, lo hanno legittimato facendo anche loro dell'immigrazione una questione chiave. Così gli elettori hanno pensato di votare direttamente l'originale, quello più credibile, Wilders. Sul Corriere della Sera i leghisti festeggiano l'exploit di Wilders e ora lo aspettano sul palco del summit sovranista il 3 dicembre. Matteo Salvini riunirà a Firenze i vertici dei 9 gruppi che compongono Identità e Democrazia al Parlamento dell'Unione Europea, il gruppo del quale fa parte la Lega. Wilders potrebbe essere l'ospite d'onore insieme a Marine Le Pen. Forza Italia dice questo qui, Wilders è incompatibile col Partito Popolare Europeo. Timmermans, ha commentato Matteo Salvini, ha preso una bella batosta elettorale in Olanda. Ognuno raccoglie quello che semina. Il premier uscente in Olanda, Mark Rutte, ha commentato: in qualità di primo ministro non ho opinioni sul risultato elettorale. A proposito di Lega contro Lollobrigida sul Frecciarossa, scrive in questo caso la Stampa, il ministro Lollobrigida chiamò l'ex assistente di Ignazio La Russa per concordare una versione coi vertici delle ferrovie. Versioni discordanti sulle chiamate ai vertici delle ferrovie. Renzi lavora a una mozione di sfiducia individuale contro Lollobrigida da discutere in Parlamento. Ha commentato il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo: bisogna cercare di evitare di ingenerare polemiche, anche se capisco che ci possano essere ragioni istituzionali. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari commenta a sua volta: bisogna solo capire com'è andata. Se un treno accumula un'ora di ritardo, chiunque può chiedere di scendere. 207 le soste straordinarie calcolate in 6 mesi da Ferrovie dello Stato per la riprotezione dei passeggeri. Coinvolta nella richiesta di stop la responsabile affari istituzionali delle Ferrovie dello Stato. Il ministro Lollobrigida avrebbe chiamato, secondo una versione, direttamente Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia. Nella seconda versione viene prima coinvolta Valeria Giovanna Venuto, responsabile affari istituzionali Polo Passeggeri di Ferrovie dello Stato, ramo d'azienda il cui ufficio stampa produrrà poi il comunicato per scagionare il ministro. La Venuto è un nome legato alla famiglia di Fratelli d'Italia. È l'ex segretaria particolare dell'attuale presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi l'ha paracadutata alle Ferrovie dello Stato. Mentre, sempre rimanendo al caso invece di Wilders, vi segnalo il commento di Nicola Berti sul sussidiario.net: il feticcio rosa e il feticcio verde, ecco perché ha vinto Wilders. Gli olandesi dicono no in maggioranza all'Europa green e socialista di Timmermans e compagnia, ma il vincitore Wilders rischia di non diventare il premier, la questione dei numeri, sulla quale si sofferma anche Rodolfo Casadei su tempi.it. Il rebus di un governo sia con che senza Geert Wilders. Il leader di destra ha vinto le elezioni, ma ora bisognerà scendere a compromessi per formare un governo oppure una grande coalizione senza di lui per tenerlo fuori. Sulla Stampa è Marco Zatterin che tratteggia il ritratto di Geert Wilders, il crociato antimigranti che non vuole dare un centesimo all'Italia sui bilanci pubblici, alleato di Le Pen e della Lega.
al varo del PNRR girava con un cartello contro il nostro paese, scrive Zatterin. Era contrario all'intervento in Ucraina, da anni minaccia un referendum per uscire dall'Unione Europea. Da sempre sostiene che il Corano equivale al Mein Kampf di Adolf Hitler, promette meno tasse e abbassamento dell'età pensionabile. Non spiega come, secondo Zatterin. Sulla Stampa, a proposito di come mai la destra va abbastanza bene in giro per l'Europa, c'è una riflessione di Jan Buruma, un'intervista anzi di Alberto Simoni da Washington al politologo olandese Jan Buruma, che insegna però a New York. Le elite liberal mondiali sono staccate dalla realtà. La sinistra pensa più ai migranti che a casa e salari. I conservatori hanno finito per inseguire i populisti, ma si sono fatti fagocitare. Chi vive nelle zone rurali, nei sobborghi, non solo non si sente rappresentato, ma si sente quasi deriso dall'agenda delle elite liberali, dice il politologo olandese che parte appunto da Wilders per allargare il discorso. Solcando l'oceano andiamo in Argentina rapidamente, dove ha vinto un altro populista, un altro destrorso, un liberista, un anarchico, un ircocervo, non si sa chi è, ovvero Javier Milei. Le narrazioni dall'estero costruite contro Milei sono passate in rassegna su ilsussidiario.net da Arturo Illia. Dopo la vittoria nel ballottaggio di domenica, all'estero si sono moltiplicate le narrazioni errate sul nuovo presidente argentino Javier Milei. Un'analisi interessante su sussidiario.net. Visto che siamo in pagina degli esteri, vi cito però anche un bellissimo articolo di Gianluca Modolo da Pechino per il Venerdì di Repubblica sulle ultime madri di piazza Tiananmen. Sono sempre di meno, un'altra di loro è appena morta, ma continuano a chiedere giustizia per i figli uccisi nel lontano ormai 1989. Siamo anziane, dicono al corrispondente di Repubblica, ma non abbiamo perso la memoria. Almeno 200 le vittime, per la maggior parte studenti. Un bilancio ufficiale di Tiananmen non è stato mai fatto. La foto dei carri armati, tutti la ricordiamo, più o meno i più vecchiotti di noi, di fronte alla folla in piazza Tiananmen, prima dell'assalto. Il momento in cui un manifestante prova ad opporsi, celeberrimo, il manifestante che si oppone al carro armato, e poi la foto di Zhu Shuzhuang, una delle madri delle persone uccise nell'89. In quel massacro perse il figlio di 24 anni, è morta qualche settimana fa a 87 anni. Un'altra foto, quella della signora Zhang Xianling, è una delle fondatrici del gruppo delle madri di Tiananmen. Le uniche autorità che vengono a farci visita, dice questa donna, sono gli uomini della polizia o della sicurezza. Alle pagine 34 e 35 del Venerdì di Repubblica, un bellissimo articolo, seguito poi da un altrettanto interessante reportage del New York Times, riportato sul settimanale di Repubblica sul venerdì di stamattina. Forza Africa: entro il 2050 un abitante su 4 del pianeta sarà africano. Ma già oggi l'età media è la più bassa del mondo in Africa, 19 anni. L'aspettativa di vita aumenta e la mortalità infantile si dimezza. È finalmente arrivato, davvero, il momento di conquistare il mondo? Un'inchiesta di Declan Walsh per il New York Times, con foto anche molto belle, sono 4 pagine sul venerdì di Repubblica. Verrà il giorno in cui stenderete tappeti rossi per i ragazzi arrivati coi barconi. È la frase di uno degli intervistati. La tecnologia ha portato investimenti in Africa, ma non ha creato un numero sufficiente di posti di lavoro. In Nigeria c'è una parola che è entrata nel vocabolario, japa, che significa scappare, scrive ancora Repubblica. I giovani sono più istruiti e connessi che mai in Africa. Nel 2020 quasi la metà aveva un diploma. E a proposito di Africa, moda, musica e letteratura e arte, anche la cultura è diventata il soft power del continente africano. Tornando in Italia invece, ma rimanendo ancora sul venerdì di Repubblica, c'è un bell'articolo di Gianluca Monastra da Livorno. Io ebreo a Livorno. Si tratta di Joel Eshua, è il presidente della squadra di calcio del Livorno. Racconta come è nata la sua passione per il pallone nel Brasile di Pelé e perché lo hanno ferito le bandiere palestinesi sventolate dagli ultras della sua squadra. Avrei detto ai tifosi di toglierle, anche se fossero state vessilli israeliani. Qui c'è una sinagoga, non c'è mai stato un ghetto, ma non è per questo che ho scelto la città, dice il presidente del Livorno ebreo.
Ha nominato direttore generale Vittorio Mosseri, capo della comunità ebraica livornese. Sul Venerdì di Repubblica, già che ci siamo, c'è anche un altro articolo molto interessante di Jaime D'Alessandro sul caporalato digitale di ChatGPT e di tutta questa bella intelligenza artificiale e i chatbot che dialogano come se fossero persone vere. È un esercito di persone invece dietro a questi software che per pochi dollari raccoglie e seleziona la quantità enorme di dati che serve per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Una ricercatrice ha indagato e c'è ben poco da stare allegri. Le grandi compagnie appaltano il lavoro in paesi a basso costo, cioè dietro l'intelligenza artificiale ci sono un sacco di schiavi pagati pochissimo che raccolgono i dati che poi servono a ChatGPT e alle altre forme di software che fanno appunto la sintesi estrema. Uno si domanda come mai se io chiedo una cosa questi rispondono in un attimo. Certo, per la velocità dei computer e degli algoritmi, dei software, tutto quello che volete, però c'è anche dietro il lavoro sottopagato di un sacco di persone che raccolgono e selezionano questi dati per l'intelligenza artificiale. Ci sono offerte di ogni tipo, i prezzi partono da 5 euro, la qualità non pervenuta su Repubblica, anzi sul Venerdì di Repubblica. C'è un alleato per Matteo Salvini e Oliver Stone sul tema perlomeno dell'energia nucleare. È meno pericolosa di quanto si pensi, dice il regista del documentario intitolato Nuclear Now, che presenterà al Torino Film Festival e nelle quale documentario Oliver Stone attacca le lobby dei petrolieri e degli ambientalisti. L'intervista a Oliver Stone sempre sul venerdì di questa mattina da parte di Marco Consoli. Un inaspettato alleato per Salvini in Italia. Solare ed eolico sono una manna, ma non possono produrre tutto il fabbisogno, dice Oliver Stone al venerdì di Repubblica. Lasciamo il venerdì, torniamo alle notizie. Quella dell'agenzia AGI di oggi in particolare c'è in pagina di cronaca una notizia molto minore se volete, ma significativa. Mio padre ucciso dalla mafia 33 anni fa, ora voglio la verità, dice all'agenzia AGI Salvatore Gioitta. Avevo 2 anni quando 2 killer lo hanno ammazzato nella sua gioielleria a Niscemi. Da quel 21 marzo 1990 non mi rassegno, anche se per lo Stato fu soltanto una rapina, dice il figlio di Gioitta, che fu ammazzato appunto 33 anni fa e adesso il figlio vuole giustizia. È un delitto di mafia e voglio che sia riconosciuto. A proposito di mafia, ieri è stato sentito, poi magari lo sentiamo nel corso della mattinata dopo le 9:30, o Giorgia Meloni in Senato o quest'altra audizione, un'audizione che fa rumore, quella di Antonio Di Pietro, che è stato sentito dalla Commissione parlamentare antimafia sul caso Borsellino. Ne parla Felice Manti sul giornale di oggi. Mafia e Tangentopoli, torna Di Pietro in Parlamento, ascoltato appunto dalla Commissione antimafia. Stessi nemici contro me, Falcone e Borsellino, ha detto Di Pietro. Quando dirigeva gli affari penali, Falconi seguiva direttamente Mani Pulite. Si è molto detto, non molto, ma comunque qualcuno ha osservato che stava per saldarsi l'inchiesta di Mani Pulite con le inchieste di Falcone e Borsellino. Lo sostengono anche Mario Mori e il colonnello De Donno nel loro ultimo libro. L'inchiesta, il dossier mafia appalti in Sicilia stava per portare alla Tangentopoli, che invece imperversava al nord, alla Procura di Milano. Erano interessati al lavoro di Falcone e Borsellino. E questo c'era dentro, per esempio, Gardini, la Montedison, eccetera, eccetera. Si erano mafiosizzate molte imprese del nord, anche di quel livello. La saldatura non ci fu perché la mafia decise di far saltare letteralmente tutto. Che ci azzecca Tangentopoli con le stragi di Capaci e via D'Amelio? Lo ha spiegato Antonio Di Pietro in commissione antimafia, portandosi una borsa carica di documenti lasciati alla presidente della commissione, Chiara Colosimo. Quando dirigeva gli affari penali, ha raccontato Di Pietro, Giovanni Falcone ha seguito direttamente l'inchiesta Mani Pulite. Da lui passavano le richieste di rogatoria. Mi diceva: devi seguire il denaro appalto per appalto, una rogatoria alla volta. Fai il capo di imputazione e poi stralcia. Al suo funerale parlai con Paolo Borsellino. Adesso dobbiamo andare di corsa e fare presto, ci dicemmo. Entrambi avevamo capito in che direzione andare.
perché Mafiopoli e Tangentopoli sono due facce della stessa medaglia, ribadisce Di Pietro, il quale però nega di aver saputo del dossier mafia appalti. Nessuno me ne aveva parlato allora, dice Di Pietro, poi condensato nel rapporto del ROS, frettolosamente archiviato dopo i funerali di Borsellino. La Procura di Milano ha indagato e come su mafia e appalti e sulla zona grigia emersa dall'intreccio, insiste Di Pietro. Stessi nemici, stesso onore. Chi ha fermato Borsellino col tritolo ha fatto lo stesso con Di Pietro grazie al dossieraggio. C'era un patto Palermo-Milano per evitare di pestarsi i piedi senza smettere di indagare. Una parte del sistema imprenditoriale, ha detto Di Pietro, voleva comprare gli appalti in Sicilia ed è venuta a patti con la mafia. Non ho contestato il 416 bis, l'associazione mafiosa, ma ho trovato il coltello, ha detto Di Pietro, mentre a Roma e Milano c'era un sistema appalti politica con un faccendiere e un cartello, a Palermo c'era il tavolino con un signore, Angelo Siino, che, come un giudice di pace assicurava che il 20% finisse alla cassa comune, su questo stavo indagando. Di Pietro poi accusa i Ross. Siino era stato defenestrato da Filippo Salomone, il fratello del PM che indagherà Di Pietro. Cannai io, ma pure loro. Sono passati più di 30 anni da quel 1992. C'è una verità invocata da Fiammetta Borsellino e Fabio Trizzino sui due giudici uccisi prima dalle maldicenze dei colleghi e del CSM che dal tritolo. C'è da capire il vero ruolo di Raul Gardini, morto suicida. I beneficiari dei miliardi della tangente Enimont, perché è stato ucciso Salvo Lima, i depistaggi orchestrati dagli inquirenti d'allora, come l'ex capo della squadra mobile di Palermo Arnaldo La Barbera, che ha gestito il falso pentito Scarantino a suon forse di miliardi, trovati nei giorni scorsi sui suoi conti correnti. C'è l'agenda rossa di Borsellino che per Vincenzo Ceruso nel libro La strage era in procura a Palermo e poi è sparita, come ricorda il magistrato Salvatore Pilato. Insomma, conclude Felice Manti, altro che fantomatici mandanti e affascinanti congetture. Il problema forse erano le cooperative rosse a braccetto con la mafia e pezzi di magistratura che remavano contro la verità. Nel frattempo, nella stessa pagina c'è anche l'intervista sul giornale a Maurizio Gasparri che Report tira in ballo perché ha una società di cybersicurezza della quale non voleva che si parlasse, ma lui dice non c'è nessuna incompatibilità, sto rispettando la legge, la vicenda non sussiste, staremo a vedere. Nel frattempo, in pagina di cronaca, ma sulla Stampa, c'è anche un'intervista a una donna alla quale il figlio ha ammazzato la figlia, cioè è la madre aveva due figli, questa donna Antonella Zarri, madre di Alberto e Alice. Alberto ha ucciso la sorella il 1° maggio del 2022. Adesso è stato massacrato di botte lui in carcere da due marocchini alterati che lo hanno seviziato, menato e torturato tutta la notte. Lo Stato non ha salvato mia figlia Alice e ora ho paura per mio figlio, dice questa signora Antonella Zarri, intervistata da Matteo Indice sul Secolo XIX di Genova e sulla Stampa di Torino. Temo una vendetta dopo le nostre accuse. È colpevole ma va curato. Abbiamo scoperchiato un sistema denunciando l'inazione delle forze dell'ordine e della salute mentale. Nonostante la marea di allarmi inascoltati, nel processo in corte d'assise siamo finiti sotto accusa noi. Era già stato aggredito il figlio e accadrà di nuovo. Com'è possibile che nella sua cella ci fossero dei personaggi del genere? Il 1° maggio del 2002, non 22, chiedo scusa, Alberto Scagni, 42 anni, uccide la sorella a coltellate e l'agguato sotto casa a Genova, chiedo scusa, 1° maggio del 2022, non del 2002, mi ha fatto casino con le date. Un anno fa, era un anno e mezzo fa, il 1° maggio del 2002 Alberto Scagni uccide la sorella, appunto, sotto casa a Genova. I genitori parlano di una tragedia annunciata perché avevano più volte chiesto l'intervento della polizia e il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio per il figlio. Scagni è ritenuto semi-infermo di mente, viene condannato a 24 anni, potrà scontare anche 3 anni in una residenza apposita, una REMS, cioè gli ex manicomi giudiziari. Intanto facciamo una piccola pausa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
E la linea torna subito a Giulio Cainarca. Dice cose molto pesanti la madre di Alberto Scagni, che uccise la sorella e che è stato a sua volta menato brutalissimamente, torturato nel carcere di Sanremo, dove sconta la pena. Il mio timore, dice questa donna, è semplice. Ho paura che contro mio figlio Alberto sia andata in scena una vendetta per quello che abbiamo denunciato noi, i suoi genitori. E vi annuncio una cosa, senza essere un vate, capiterà di nuovo, dice Antonella Zarri, dopo aver appreso appunto dell'aggressione al figlio, il quale è detenuto a Sanremo per aver ucciso la sorella. A Genova, Quinto. Per quale ragione la signora Zarri dice che succederà di nuovo? Beh, era già avvenuto durante la precedente detenzione di Alberto a Genova. La mia considerazione è basata su ciò che abbiamo visto in questi 2 anni. Quando provi a mettere sotto accusa le autorità che non ti hanno protetto, finisci tu sul banco degli imputati. Io non voglio vivere in apnea pensando che se squilla il telefonino potrebbe significare che mio figlio è stato massacrato. Lo Stato prima ci ha tolto Alice, ora lo stesso sta accadendo con lui. Perché la signora Zarri collega il pestaggio del figlio alle segnalazioni della famiglia sulla mancata prevenzione dell'omicidio? Perché noi abbiamo scoperto un sistema, dice la signora Zarri alla stampa, denunciando apertamente la non azione delle forze dell'ordine, in quel caso la polizia, e della salute mentale, che continuava a rimandare visite e trattamenti sanitari. Più volte nelle settimane prima della tragedia i familiari avevano contattato gli agenti per descrivere la crescente pericolosità di Alberto, del loro figlio, telefonando al 112 poche ore prima della tragedia per ribadire che il killer li aveva minacciati. Il riflesso qual è stato, dice oggi la signora Zarri? Primo, si è individuato mio figlio come un mostro da dare in pasto a tutti, così da placare la sete di giustizia per il delitto. Certo, Alberto è colpevole, deve pagare, ma per ciò che abbiamo visto e vissuto nell'arco di una vita, non è la galera il posto dove curarlo. E stanotte ne abbiamo avuto la dimostrazione. Nel processo in corte d'assise siamo finiti sotto accusa noi, messi in croce come se la matrice dell'orrore si annidasse nei nostri comportamenti e non nel mancato intervento dello Stato, nonostante la marea di allarmi inascoltati che abbiamo lanciato. Per quanto riguarda l'aggressione brutale che ha subito in carcere a Sanremo, la prima informazione è arrivata dai giornalisti, non è una novità. Sul resto, che dire, dice la signora Zarri, ci siamo concentrati sulle sue condizioni. Dall'ospedale ci hanno fatto sapere che sopravviverà anche se è grave, per ora nient'altro. Cosa vi era stato comunicato sul ferimento di Alberto a Genova un mese fa al carcere a Marassi? Poco e niente, risponde la signora Zarri, ma era stato un fatto comunque grave. Il punto grave è che la signora dice: noi abbiamo denunciato l'inazione di polizia e salute mentale, avevamo chiesto anche il TSO e il fatto di aver denunciato questo ci ha fatto finire sotto accusa noi. Insomma, l'hanno fatto menare apposta, secondo la signora Zarri, suo figlio, per dare una lezione anche alla famiglia. Terrificante quello che racconta la signora Zarri, se fosse vero. C'è un'altra donna che parla con la stampa di Torino, è Deborah Garagliano, lavora per un'associazione torinese di uomini violenti, che cura uomini violenti. Io, donna, nel cerchio degli uomini violenti. Non sono mostri e ho visto come cambiano. Sono figli di una cultura patriarcale. A loro insegno uno sguardo nuovo e più libero. All'inizio del percorso, molti dicono, le ho dato soltanto uno schiaffo, racconta Deborah Garagliano, counselor dell'associazione Cerchio degli Uomini. I partecipanti hanno tra i 18 e i 70 anni, equamente divisi tra italiani e stranieri. Sono quelli che hanno oggettivamente fatto violenza sulle donne. Mentre racconta l'agenzia AGI, riprende l'agenzia AGI in primo piano stamani, la notizia dei rabbini d'Italia contro il Papa Francesco, perché mette sullo stesso piano aggredito e aggressore. La critica è contenuta in una nota che è stata diffusa all'indomani dell'incontro del pontefice con i familiari degli ostaggi di Hamas. Invece in Svizzera, questo lo racconta il Corriere del Ticino, è in elaborazione una legge per vietare Hamas in Svizzera. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento della Giustizia e Polizia e quello della Difesa di sviluppare un progetto che verrà poi proposto in Parlamento per vietare Hamas in Svizzera entro fine febbraio. Sempre sul Corriere del Ticino vi segnalo poi l'articolo di Roby Ronza sulla
patto tra Italia e Albania per gestire una parte di migranti o di aspiranti richiedenti asilo, la mossa brillante tra Italia e Albania, sottolinea Ronza, al di là di molti affrettati giudizi. L'accordo sui migranti irregolari che il governo italiano ha concluso con quello albanese è una brillante operazione. Per quanto riguarda Gasparri, invece, uscirà un servizio su Report, Rai 3, Sigfrido Ranucci su Facebook l'ha anticipato, un'inchiesta su Gasparri, neo capogruppo di Forza Italia al Senato. Nelle ultime settimane si è scagliato più volte contro Report, scrive Ranucci, ci ha accusato di confezionare un'inchiesta per vendetta, in realtà sapeva che avevamo scoperto i suoi interessi privati, di cui aveva tenuto all'oscuro il Senato. Si tratta di Cyber Realm, una misteriosa società di sicurezza informatica di cui Gasparri è presidente. Tutto regolare, dice Gasparri. Mentre viene ripreso da Dago Spia l'articolo, un'intervista di Lucia Esposito per Libero all'avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato matrimonialista celeberrimo, regina dei divorzisti. Ma quale patriarcato, dice Bernardini De Pace, io vedo molto, molto più matriarcato, altro che la retorica del maschio dominante e possessivo. Le vere vittime, dice l'avvocato Bernardini De Pace, sono gli uomini. Il 76% di ricorsi di separazione partono dalle donne che tradiscono molto più dei maschi, solo che non si fanno scoprire. Una volta che hanno ottenuto la parità, non si sono accontentate, vogliono essere più potenti. Credo che Filippo Turetta sia cresciuto nella bambagia, non gli è mai stato detto no, non è diventato emotivamente adulto. Per quanto riguarda invece il caso del treno fermato, anche sul Corriere della Sera la Lega critica Lollobrigida, comportamenti da evitare, ma il ministro dice ho agito nella realtà e non fuggo il confronto. Con ciò lasciamo le anticipazioni, andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo da Avvenire, il quotidiano cattolico dei vescovi, tregua alla prova, il titolo d'apertura su Israele e Hamas, poi allarme minori, il reality shock su Squid Game visibile dai 7 anni, diventa un gioco, la serie televisiva discussa. Follia che i bambini possano guardarlo, dicono le fondazioni. In Olanda la destra di Wilders cerca alleati per governare, titola Avvenire. Il Corriere della Sera apre con la foto di Giulia Cecchettin, gli allarmi inascoltati, domani il rientro dalla Germania di Filippo Meloni, tensione sugli scioperi con i sindacati e duello con Renzi, poi caso Lollobrigida, la Lega critica i sindacati convocati per oggi, poi la protesta dei sindacati e il rinvio dell'incontro a martedì. Per quanto riguarda invece Israele, Hamas accordo, scatta la tregua, la lista dei primi liberati e poi uccisa la sorella, viene torturato in cella. Alberto Scagni è grave, scrive il Corriere in prima pagina. Abbiamo visto un'intervista a sua mamma sulla Stampa di Torino. Il Fatto Quotidiano mette in apertura Lollobrigida, le telefonate fra Lollo e Trenitalia per concordare la versione che tutto è regolare. Il ministro è stato smentito, col treno avrebbe perso solo 15 minuti sull'auto e non 5 o 6 ore. Anche Salvini lo scarica. Ferrovie dello Stato e Ministero hanno concordato una scusa per giustificare l'abuso di potere. Dicono che ci sono 207 precedenti, ma non spiegano quali, scrive il Fatto. Poi c'è il leghista pignorato del CSM tributario, tal Fiorenza, che deve al fisco 830.000 euro, titola il Fatto in prima pagina. Il giudice nominato da Salvini nel CSM tributario è un evasore fiscale, è in quota leghista nel plenum del CSM tributario. Ora rischia, è stato pignorato a cartelle esattoriali da 830.000 euro. Giorgio Fiorenza, l'uomo che hanno indicato nell'organo che governa la giustizia tributaria, ha una pendenza con il fisco per oltre 830.000 euro. Così il Fatto. Sgarbi, l'inganno dell'anziana contessa, il quadro da 8 a 800 milioni di lire. Il debutto di Sgarbi come critico d'arte famoso, mercante d'arte, debuttò nel 79 ingannando una contessa, ricorda Leonardo Bison sul Fatto Quotidiano. Dal Fatto Quotidiano ancora da segnalare le chat inutilizzabili, la sentenza Renzi che rallenta anche i processi contro lo stalking. E poi la Germania, la manovra truccata, tutta da rifare. Corte dei Conti e Corte Costituzionale hanno tirato una bella bastonata al governo tedesco. Conti truccati, ora la Germania
deve riscrivere la manovra. Dopo le bocciature di Corte dei Conti e Consulta esplode il caso dei miliardi fuori bilancio. Stop all'iter del budget della finanziaria 2024 tedesca in Parlamento. Andiamo a vedere anche la prima pagina del giornale di Alessandro Sallusti, la furbata della Fiat, il piano di Stellantis. Stiamo in Italia soltanto se il governo ci fa lo sconto sul gas. L'ultimatum della Fiat di Agnelli Elkann al governo: o ci scontate il gas o andiamo via. Tavares, l'amministratore delegato di Stellantis, mette sul tavolo le condizioni capestro, mentre John Elkann tesse le lodi del premier Meloni. È semplicemente buona politica. I costi dell'energia non sono competitivi con altri stabilimenti europei, chiede la Fiat, e lo Stato ci aiuti a pagarli. Per far restare la vecchia Panda a Pomigliano servono incentivi. Quella nuova invece nascerà in Serbia, scrive il giornale. La furbata della Fiat. Di spalla il commento di Alessandro Sallusti, il ministro Speranza, il Covid. Le scelte politiche non si processano, sentenzia il direttore del giornale. I nostri lettori sanno quanto ci stia poco simpatico Speranza, sciagurato ministro della salute nell'emergenza Covid con Conte e Draghi. Questo giornale ha criticato le sue politiche, nei suoi confronti nessuna complicità, ma è corretto che la Procura di Roma abbia chiesto per lui l'archiviazione da una lunga serie di accuse, tra cui quella per omicidio, a chiusura di un'inchiesta nata da esposti collettivi. Perché è corretto? Perché le scelte politiche, sostiene Sallusti, non si processano. Un algerino accoltella 3 bambini, rabbia bianca a Dublino. Il giornale è praticamente l'unico quotidiano, forse con La Verità, che mette in prima pagina questa notizia. E lasciamo con ciò la prima pagina del giornale, andiamo velocemente al Mattino di Napoli. Qui c'è da segnalare a centropagina un titolo su Caivano: è scontro, il governo a De Luca dà del menefreghista, l'affondo del governatore, i ministri vengono in pellegrinaggio e poi se ne fregano. La replica in una nota congiunta: con noi la rinascita. Sul caso Caivano, polemica tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il governo, nuove critiche di De Luca, il quale ritiene uno spot le varie azioni per il comune camorrizzato e degradato. Il governo, con i ministri che finora sono stati a Caivano, risponde in blocco. Il cambiamento avverrà nonostante il menefreghismo di De Luca. Dal Mattino al Tempo di Roma, il quotidiano romano mette in apertura Meloni contro tutti, il premier al Senato ribatte alle accuse dell'opposizione su economia, lavoro e migranti. L'occupazione femminile è il dato di cui vado più fiera, in arrivo ristori alla Romagna alluvionata, il botta e risposta con Renzi. Senti Bin Salman se ci aiuta, dice lei a lui che aveva attaccato sul caro benzina. Il sindaco di Roma Gualtieri sull'Expo la vede brutta, i petrodollari comprano tutto, ha detto il sindaco di Roma. E poi la Cassazione dà ragione ai balneari sulle concessioni balneari, appunto, eccesso di giurisdizione. Infine Salvini: il buon senso o vi precetto. Il vice premier avverte i sindacati in vista dello sciopero di lunedì prossimo. Precettazione. Repubblica mette in apertura il rumore delle donne, la battaglia sui diritti, l'urgenza del sapere contro la cultura del dominio e poi l'ok al PNRR con correzioni da parte dell'Unione Europea. Lo sciopero dei trasporti, Salvini minaccia nuove precettazioni, Elkann che dice sull'auto un esempio di buona politica, è l'editore di Repubblica, e poi un pezzo interessante a pagina 25 anticipato in prima di Pierluigi Pisa sulla rivoluzione misteriosa del progetto Q*, l'intelligenza artificiale. Poi se abbiamo tempo ne parliamo, perché è estremamente interessante seguire gli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Pagina 25 di Repubblica. La Stampa, Giulia, il giallo dei soccorsi, ignorato l'allarme al 112, gli scioperi, Meloni convoca i sindacati, poi sposta l'incontro, Wilders, il populista che disprezza l'Italia, ma piace a Salvini, scrive Marco Zatterin. Anche qui c'è l'editore sia di Stampa che Repubblica, Elkann in prima pagina. Mirafiori Green, la buona politica, l'economia circolare, ma quanto bello, bravo e buono è il nostro editore, scrive La Stampa con Repubblica. Mentre il buongiorno di Mattia Feltri, c'è una bellissima intervista del nostro Antonino Danna proprio a Mattia Feltri su Italia Oggi di stamani, molto bella e molto interessante sul mestiere di giornalista e su ciò che significa farlo oggi.
Povero e più povero è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri stamani. Prosegue strenua la campagna di Giorgia Meloni contro i poteri forti. Ultimo esempio, legge di bilancio, occhio alla calcolatrice, occhio ai mercati, consenso dell'Unione Europea, consenso della BCE, accordo con le banche, mano tesa a Confindustria. Il governo si è accorto di essere rimasto a corto di quattrini per il fondo delle vittime reati di mafia. Accidenti, e adesso intollerabile per una Presidente del Consiglio avviata alla politica in morte di Paolo Borsellino. Dunque, vendere una quota Montepaschi, espropriare i magazzini Amazon, requisire gli yacht di George Soros, mettere all'asta l'auto blu di Lollobrigida e dai, il colpo di genio è arrivato. E se prendessimo il denaro dalle buste paga dei carcerati? Ideona, che poi prendere è una parola brutta. Chiamiamolo contributo di solidarietà obbligatorio. La solidarietà obbligatoria è un ossimoro ai confini del rivoluzionario e rivoluzionario questo governo voleva essere, senz'altro lo è, nel nuovo ordine di rubare ai poveri per dare ai poveri. Così, se un detenuto fa il bibliotecario, impasta biscotti, assembla bulloni, gli si preleva il 5% dallo stipendio. Già gli si preleva qualcosa per vitto e alloggio in cella, qualcosa per le spese processuali e per risarcire le vittime, un prelievo in più. Non se ne lamenteranno. Se si lamenteranno, pazienza, tanto stanno sulle scatole a tutti, che poi a pensarci bene, questo fervore nell'introdurre nuovi reati e allungare le pene per i reati vecchi è una buona semina. Più carcerati in carcere più a lungo ci si può rimediare una fortuna. Prendere il denaro dalle buste paga dei carcerati per rimpolpare il fondo vittime reati di mafia. Lasciamo con questo La Stampa, adesso andiamo a vedere velocemente anche la prima pagina della Verità. L'apertura è dedicata ai diktat vaccinali demoliti da una pioggia di sentenze. Sempre più giudici sconfessano la Corte Costituzionale. Le inaccettabili forzature, sospensioni dal lavoro, persecuzioni da Green Pass vengono al pettine. Ora chi risarcirà coloro che sono stati riabilitati dai tribunali? Chi risponderà degli abusi commessi sui cittadini? Si domanda Maurizio Belpietro. Giallo sulla richiesta di archiviare Speranza, indagato per omicidio, scrive Mario Giordano, e poi a centropagina appunto il fatto irlandese. Dopo la Francia l'Irlanda caccia al bianco, accoltellati 3 bimbi e rivolta a Dublino. Un algerino tenta la strage davanti alla scuola. La gente esasperata scende in strada. Interviene l'esercito. Berlino malata d'Europa, sospeso il freno al debito, la crisi tenuta sotto traccia, e poi il caso Grillo, il drammatico racconto dell'altro stupro. Se ne occupa Giacomo Amadori, il verbale della deposizione dell'accusatrice di Ciro, il figlio di Beppe e amici. La vera storia del falso testamento in Colombia di Berlusconi, la raccolta Alessandro Darold, una patacca, ma molti giornali hanno abboccato. Vediamo anche la prima pagina di Libero. Il titolo d'apertura è dedicato alle minacce subite dallo stesso quotidiano Libero, silenzio a sinistra, corteo antipatriarcato sotto la redazione di Libero a Milano, tra insulti e farneticazioni. La solidarietà di tutti i partiti, dalla destra fino a Renzi, poi il gelo, silenzio a sinistra. Meloni al Senato rivendica l'occupazione femminile non è mai stata così alta. Poi c'è la Germania in tracollo, costretta a indebitarsi per la questione della sentenza della Corte Costituzionale sui debiti fuori bilancio, e i nuovi Robespierre che ci sono venuti a trovare sotto la redazione, protesta e scrive il direttore Mario Secchi. Daniele Capezzone: i compagni collaborano? Sì, però poi ti ingiuriano. Collaboriamo, brutti fascisti. E questa è la posizione della sinistra. Finalmente Elly Schlein centra un record, il PD è al minimo da quando lei è diventata segretaria. Sull'Olanda pesa il voto pro-Israele, una vittoria della destra, scrive ancora Libero, e poi l'inviata dell'ONU, l'italiana Francesca Albanese, finanziata da Gaza. È lite su di lei, l'albanese contro Gerusalemme. Lasciamo Libero, andiamo adesso a vedere anche la prima pagina di Italia Oggi. Ravvedimento speciale lungo, si potrà regolarizzare la propria posizione fiscale e rimuovere eventuali irregolarità mediante versamento in unica soluzione del dovuto entro il 20 dicembre prossimo, pagina 23 per tutti i dettagli. Il commento di Domenico Cacopardo sulla
CGIL sta diventando un sindacato peronista, chiede i soldi allo Stato e non alle imprese, e poi l'Italia chiusa dall'arco alpino. La Confindustria ha protestato ieri, i trafori sono troppo vecchi e impediscono gli scambi con l'Europa. Un bel problema per le imprese italiane. A proposito di imprese, gli editori e operatori della sanità Angelucci entrano anche nel capitale di BF, che è la società che pubblica La Verità di Maurizio Belpietro, con 10 milioni di euro. Una cifra piuttosto consistente e 4 volte tanto rispetto a quella dell'imprenditore agricolo Vecchioni. Non è poco. Gli Angelucci entrano nel capitale della società della Verità di Belpietro. Intanto il ministro dell'Agricoltura, Lollobrigida, Fratelli d'Italia, scrive il direttore Magnaschi nel suo corsivo, era atteso a Caivano per una manifestazione. Aveva preso a Roma un treno Frecciarossa che ha accumulato ore di ritardo. Per non mancare l'appuntamento ha chiesto al personale di fare una fermata straordinaria a Fiumicino, gli è stata accordata rendendola possibile anche agli altri passeggeri. Su questo nulla è scoppiata una polemica clamorosa, scrive Magnaschi. Alcuni hanno pateticamente dedicato alla risibile vicenda pagine intere, graffianti articoli in prima pagina. I politici si sono stracciati le vesti. Dall'indignazione è rimasto nudo Matteo Renzi, che si è dimenticato però di ricordare che per spostarsi da Premier si era personalmente ordinato un aereo da 250.000 euro di costo al mese. Lollobrigida aveva preferito il treno all'auto di servizio, che poi ha usato lo stesso dopo aver accertato che il treno non funzionava. Ci fermiamo. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà?